Buongiorno, fra i cognomi locativi una particolarità sono i cognomi ebraici di persone provenienti da questa zona e andati all'estero. Nessuno di questi è presente più qua, ma ce ne sono parecchi all'estero e i più diffusi sono i Conegliano, Coneglian o Coniani. Conegliano per esempio era Lorenzo da Ponte, che si chiamava in effetti Emanuele Conegliano, e è più famoso di questi qua, ma è una famiglia molto importante. Ci sono una ventina di medici Conegliano laureati a Padova a partire dal 600. Poi da Belluno provengono i Cevidalli, perché Belluno fino a tutto l'Ottocento si chiamava Cividale del Bellun e volgarmente in dialetto chiamata Cividal, come Cividale del Friuli, per cui da lì sono stati espulsi nel primo Cinquecento, sono andati a Venezia, si sono portati il cognome da Cividalli, poi è diventato Cevidalli. Poi ci sono i Saraval, il cognome ebraico Saraval, che ha dato anche rabbini molto famosi. Oggi si trova praticamente negli Stati Uniti, solo negli Stati Uniti e in Israele, ma in origine provenivano tutti da Serravalle, da dove sono stati espulsi alla metà del Cinquecento. Venivano espulsi perché finiva la condotta, cioè l'accordo col comune, e quindi il comune non lo rinnovava più perché sorgevano di solito i Monti dei Pegni. Poi c'è il cognome Motta, da Motta di Livenza, perché sia a Motta di Livenza che dall'altra parte del fiume a Meduna c'era non una comunità, ma insomma c'era qualche famiglia di ebrei e quindi questi hanno preso questo cognome. Poi ci sono i Valmaren o Valmarino o Valmarenia, che sono ebrei provenienti da Cison, dove erano localizzati nel 1500 fino all'inizio del 1600, poi si sono spostati nella zona di Trieste e poi da lì sono andati in tutto il mondo. E poi c'è l'ultimo, è il cognome Oidirz, che è la forma tedesca di Oderzo. È un cognome attestato a Venezia nel 600-700 e sono ebrei provenienti da Oderzo. Gli ebrei di questa zona sono tutti immigrati, venivano chiamati dalle comunità locali delle grosse città e sono tutti ebrei tedeschi, quindi parlavano un Yiddish, che è una specie di tedesco, e se lo sono portato dietro, e quindi c'è anche questa possibilità che Oderzo diventa Oidirz. Ecco, questi sono 5 cognomi ebraici che provengono tutti dalla nostra zona, alcuni sono estinti ma altri sono ancora presenti un po' in tutto il mondo.